Noi siamo abituati a tutte queste storie, a queste manfrine. Sono 670 giorni dal referendum, sono passati 15 mesi col passato governo, abbiamo visto zero, il ministro Stefani ha fatto un lavoro strepitoso, ma poi alla fine il Consiglio dei Ministri non ha mai deliberato una proposta da presentare alle regioni. Adesso il Ministero è in mano a un illustre esponente del PD. È lo stesso PD che nel 2014 ha impugnato la legge referendaria del Veneto per vietare ai veneti di andare a referendum, è lo stesso PD che ha promosso ricorsi al TAR nonostante avesse perso in Corte Costituzionale contro di noi, è lo stesso PD che ha vietato a noi veneti di andare ai seggi con la tessera elettorale. Adesso, per carità, si può sicuramente essere folgorati sulla via di Damasco. Io spero che il ministro Boccia sia stato folgorato sulla via di Damasco e diventi un grande sostenitore dell'autonomia. Però ricordi che è un'istituzione, ricordi che la Costituzione prevede l'autonomia e noi non cederemo di un millimetro. La Costituzione dice che il governo ha l'obbligo di rispondere e fare una sua proposta. Vediamo qual è la proposta, perché poi valuteremo la proposta e quindi sappiamo se ci prendono in giro oppure no.